Mister Paolo Birra al termine della gara ha vinta 2-1 contro i giovanissimi del Friuli. Mister, era la seconda partita fondamentale per non dire addio al torneo, ci avete messo il cuore, la grinta, avete trovato anche finalmente i gol. Insomma, che partita è stata per la vostra squadra? Partita difficile, interpretata bene dai ragazzi, hanno messo il massimo dell'impegno e sono riusciti a conquistare la vittoria. E le chiavi della gara, insomma, rispetto per esempio alla sconfitta di ieri, cosa è cambiato nel Veneto? Sicuramente più determinazione, più anche adattamento a quello che è un torneo così difficile da saper interpretare in pochi giorni, e i ragazzi ce l'hanno messa tutta. E domani c'è la sfida decisiva, possiamo dire, con la Sicilia. Come vi preparerete? Cercheremo di far tesoro di quello che abbiamo fatto oggi e di quello che è successo ieri e mettere in campo le nostre qualità nel miglior modo possibile. Tommaso Bonsembiante, difensore della rappresentativa veneta giovanissimi. Tommaso, avete vinto questa partita fondamentale contro il Friuli 2-1, il tuo gol che ha aperto le marcature. Che gara è stata? Insomma, come hai vissuto questa partita? Il primo tempo è stato sicuramente molto difficile, dopo nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccarla. Alla fine è stata dura, dopo il loro gol, ma ce l'abbiamo fatta, dai. E il gol ce lo vuoi raccontare? Hai avuto un po' di fortuna forse? Sì, un colpo di testa che non avevo neanche visto andare in porta. Andrea Tomasi, centrocampista dei giovanissimi del Veneto, al termine della gara ha vinta 2-1 contro il Friuli. Andrea, era una partita fondamentale, lo sapevate che non potevate sbagliare, l'avete interpretata al meglio, avete trovato il doppio vantaggio, il secondo gol tuo, una gran prestazione, cuore, corsa, grinta, insomma una bella partita. Sì, è stata una bellissima partita, molto sofferta, ce l'abbiamo fatta finalmente, 3 punti guadagnati e speriamo di continuare così e di andare avanti. Ecco, rispetto a ieri cosa è cambiato, diciamo, nella vostra testa? La voglia e la grinta di vincere questa partita, avevamo voglia di questi 3 punti, ce l'abbiamo messa tutta, il cuore, l'anima e sì, siamo riusciti a vincerla.